Il Mose si è rialzato ed è tornato a difendere Venezia dall'acqua alta. Il prossimo massimo, 130 centimetri, è previsto venerdì mattina, ma intanto le polemiche sul suo mancato utilizzo l'8 dicembre non solo proseguono, ma si tingono di giallo dopo la comparsa in rete di un verbale comunicato del tavolo tecnico formato dalle autorità pubbliche in tema di acqua alta, datato 7 dicembre, nel quale riguardo alla situazione del giorno seguente si legge: in considerazione della citata elevata incertezza non si possono escludere valori di marea anche superiori ai 130 centimetri nella giornata di martedì 8 dicembre. A sollevare il caso in Consiglio Comunale il gruppo Terre Acqua 2020, che attraverso il capogruppo Marco Gasparinetti ha chiesto ufficialmente chiarezza attraverso un'interrogazione urgente all'assessore del personale. Il livello di alta marea ha superato i 130 centimetri e il Mose avrebbe dovuto entrare in funzione. Sappiamo che il tavolo tecnico il giorno prima aveva predetto la possibilità, l'eventualità di un superamento dei 130 centimetri. Noi vorremmo sapere appunto se il sindaco era presente a questo tavolo e perché non sono state tenute nella giusta considerazione questi allarmi. La mancata attivazione del Mose l'8 dicembre ha portato Venezia a subire due acque alte abbondantemente sopra i 130 centimetri. La seconda ha sfiorato i 140, fermandosi a 138 e smentendo fortunatamente una previsione che la dava addirittura a 145. Noi veneziani che qui abitiamo e qui lavoriamo abbiamo passato l'intera giornata di festa dell'8 dicembre con le gambe in ammollo a tirar su oggetti dalle botteghe e dai pianterreni. Ecco, mentre il Mose ha riposato, i veneziani non hanno potuto farlo.